Sì, noi come parco abbiamo dato sempre sostegno a questa attività condotta dal dottore Rivette e dall'associazione per quanto riguarda l'Università della Terza Età. Devo dire, lo scorso anno ho anche partecipato a una giornata di questo approfondimento e oggi abbiamo parlato di Agrigento Capitale della Cultura, ma soprattutto del mondo dei beni culturali, che si compone di tutela, conservazione e valorizzazione. Per noi del mondo dei beni culturali Agrigento della Capitale della Cultura è una vetrina, ma per noi è come se fosse ogni giorno il nostro lavoro improntato a queste azioni. La nostra associazione ha potuto come dire, ascoltare cose molto interessanti da parte, perché l'argomento è Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, ma il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ci ha illustrato tutte le iniziative che vanno ad accompagnare e a rendere e caratterizzare proprio l'evento di Agrigento, capitale della cultura. Il direttore architetto Sciarratta ci ha comunicato veramente una serie di iniziative straordinarie, improntate intanto dalla bellezza che in questa città è solare ed è diffusissima in questa città, ma anche in tutta la provincia. Agrigento Capitale della Cultura riguarda anche tutta la provincia di Agrigento e l'isola di Lampedusa. C'è una ricchezza paesaggistica e monumentale straordinaria, ma abbiamo anche sentito dal direttore architetto Sciarratta che i punti chiave sono anche quelli della fruizione, l'apertura di queste bellezze e la possibilità che possono essere apprezzate da quante più persone possibili, la fruizione rivolta ai giovani, perfino ai bambini, attraverso la creazione dei parchi giochi nell'ambito della valle, ma soprattutto la grande sensibilità rivolta alle persone che hanno un disagio motorio o visivo, con iniziative anche veramente che entusiasmano, perché questa possibilità di apertura nasce da una sensibilità veramente importante. È stato un bel pomeriggio e abbiamo ascoltato veramente cose molto belle, grazie.